Eccoci qua, domenica, nebbia, non fa particolarmente freddo, giornata un po' noiosa, quella piccola allergia ai centri commerciali. Andiamo a Polcenigo, andiamo a vedere un parco, andiamo a scoprirlo. Pensa che avevo provato a pitoccare con BlaBlaCar, ho detto metto anch'io un passaggio, vediamo cosa succede. Però poi ci ho ripensato, ho detto forse non è il caso. Benzina fatta, ci siamo. Con 20 euro qui con la smartina vai in Slovenia, forse anche torni. Sente la voce del primo mattino. Sì, tipo le 11, ma è primo mattino per me, sì dai. Qui c'è un'ape che mi sta importunando la smart. Ciao ape. Siamo arrivati, questo è il parcheggio, vedi, ci stai anche col camper, sì, tranquillamente, al massimo spingi qualche macchina. Vedi, c'è un po' di salita, casomai fuma dopo. Che vedi, non devi andare a rintanarti nei centri commerciali, devi venire qui perché è bello, senti, gli uccellini, io che parlo. Cosa fate voi qua? Ciao cucciolo! Ciao Tato, vieni più su perché c'è il coso della scossa, sai? Ciao! Ciao! Che bello, sei proprio bello, sei! Sai? Cocò mi stai stalkerando, eh? No, mi stai stalkerando. Buongiorno. Ciao. Hai paura perché c'è il cazzo elettrico qua? L'ho preso io una volta. Fa male, eh? Dimmi. Gallina curiosa. Cocò cosa? Sono circondato da Cocò. Cocò, siete venute tutte qua. Cosa vuoi? Sembri gnossuino, sembri. E fai tutti sti versi qua. Po, po, po. Carino, ci sono tutti i cartelli che spiegano tutte le cose, vedi, tutte le piante, gli animali che si trovano. Quindi se dico qualcosa di intelligente, di interessante, cioè non è merito mio, l'ho letto e poi te l'ho riportato. Sto bene a venire qua, è rilassante, è bello, guarda. E anche in autunno ci puoi venire. Sì, guarda che colori, bellissimo. Silenzio, a parte la campana, cioè di al prete che ha rotto le scatole. Guarda che c'è un noce, un po' contro luce, fa quell'effetto silhouette un po' famiglia Adams. Aglio orsino. Guarda qua, salvia. Buonissima. A portarsela a casa.
Ho il mio amico che mi è venuto incontro e mi aspetta, eh? Ciao bellezza. È tutto morbidoso. Caro. Ma sei bello sei. Eh? Sei proprio bello. Vieni. Biondo. Guarda su. Buono. Sai? Questo chi lo vuole? Madonna. Oh, un'altra femmina qua. Buono. È tornato il mio amico asinello. Ciao amico asinello. Ma che carino. Cioè, lui viene qua e vuole le coccole, vedi? Ciao bellezza. Aspetta che sì. Cosa vuoi farmi? Vuoi mangiarmi il dito? Vuoi mangiare? Ah, perché vuoi i taralli, hai ragione, i taralli. Adesso prenderò un tarallo. Prenderò un tarallo. Mannaggia anche a te. Mannaggia, 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 mannaggia. Bello, cioè te ne fai di passeggiate qua, bello lungo, mi piace. Dimmi. Sì? Ma sono di poche parole queste. Vedi, magari arrivi di sera, puoi trovare il capriolo, i conigli, i daini, la donnola, la faina, la lepre, la volpe era bello trovare, il tasso, ma se parlo sempre dopo loro scappano, la talpa, lo scoiattolo, il riccio, il moscardino che non ho mai visto. Da ste parti segnano la vipera cornuta in provincia di Pordenone, è molto velenosa, però diciamo che sta sempre nella roccia dove c'è sole, quindi difficilmente te la trovi qua nella boscaglia, all'ombra. Ok, cosa è successo? È che mi sono perso come sempre, le posizioni GPS ce l'ho nella macchinetta, quindi niente, devo andare così, casaccio come sempre, così in fondo che scopro sempre i bei posti. Allora, io sono venuto da là. Ora è anche bagnato per terra, o vado a farmi male di là o vado a farmi male di qua. Qua mi sembra molto più rischioso, quindi vado di qua. Senti gli uccellini. Comunque adesso non per fare pubblicità occulta, ma vado dal Decathlon, mi prendo le scarpe quelle a montagna, cioè non posso ogni volta svolare, sono svolato anche prima, porca troia. C'è un profumo di bosco. Cioè vedi, se era estate, primavera, mi raccomando sempre la macca in macchina o in camper, ma anche in moto, io me la porto via anche in moto. Guarda che posti. Ti attaccavi qui a qualche albero, adesso sì, vabbè, grazie. È novembre, quindi giustamente un po' di brutto tempo, colori spenti, ma vuoi mettere quel bello? E non ho mai visto tanti funghi come quest'anno. È il caso che imparo a riconoscerli. Cioè, sei risotti e paste che ti fai qua gratis. Chiodini, chissà se sono buoni. Ma vederli ad occhio sì. Vedi, questo è un altro ancora. Però questo non sembra buono come gli altri chiodini.
Beh, chiaro, se vieni con la pioggia ti consiglio un paio di scarpe perlomeno da sporcare. Cioè, guarda, io adesso paf paf e torno a casa smerdato come il mio solito. Guarda il colore e senti gli uccellini. Guarda, fuochi d'artificio bagnati di rugiada, guarda che splendore. Un quadro. Sì, non è che ti porto a vedere fiori, però come fai a non contemplare ste robe? Bellissimo. Sarebbe simpatico con una macchinetta radiotelecomandata, no? Che dici? E fanno anche ricaricabili adesso. Va, funghetti. Il mini villaggio dei puffi questo. Molto bello. Ho visto tante mountain bike, quindi sì, puoi venirci tranquillamente, ma ritroverai qualche piccola salita un po' impegnativa, ma ce la fai, ce la fai. Proprietà privata, però case non ce ne sono, si intende che dietro l'albero è il bagno di qualcuno, insomma è suo. Chi è? Chi è Cocò? Chi? Porco cane. Un asinello. Ciao asinello. Che bello l'asinello. Mi piace l'asinello. Che bell'asinello. Guarda che bello. Che nasone che hai, eh? Saluta, buongiorno, buongiorno, ciao dall'asinello, ciao, guarda che bel nasone che è l'asinello, bel nasone, ciao asinello, un po' sustego, però asinello, non vogliamo più farci accarezzare, prima sì, adesso no, perché siamo timidi, c'è la telecamera qua, eh? Eh? Abbiamo capito che bisogna studiare un po' i funghi, perché qua quando si va in giro se ne trovano veramente a volontà. Bello, adesso vado avanti, andiamo avanti, io e te assieme. Vedi, questa stradina, sterrato, no? Porta al bar che trovi in foto, la locanda, che ha anche un parcheggio. Se è bagnato, se vuoi farla in macchina o in moto, vedi tu, in camper non lo so. A tuo rischio e pericolo, io non ci verrei su in camper, lo lascerei giù. Bene, montiamo. Ah no, aspetta. Bella giornata, dai. Prossimo giro. Ciao ciao.